Siamo con Gigi Contu, capitano del Posada, dal caldo della Badonia al freddo della Barbagia. Innanzitutto questa partita contro l'Ollolai come risultato giusto? Insomma, a parte, sì, magari il risultato potrebbe anche essere giusto, però per come è venuto, insomma, un po' ingiusto perché l'arbitro ha dato un rigore nettamente inesistente, ma insomma, pazienza, alla fine ci può stare anche il pareggio. Lì praticamente avete preso il gol, preso un giocatore, però nonostante questo siete riusciti a giocare la partita sino alla fine, rischiando addirittura anche di fare il secondo gol. Sì, diciamo che adesso insomma, abbiamo un numero di punti tale da poter giocare in assoluta tranquillità, cosa magari che ci mancava prima, quindi adesso abbiamo raggiunto una quota abbastanza tranquilla e giochiamo ogni partita a viso aperto, al di là del risultato. Quindi anche venendo all'Ollai sapevamo che il campo sarebbe stato abbastanza duro, quindi una partita maschia, però alla fine ci sta, insomma, giusto il pareggio. Ti faccio una domanda da 1 milione di euro, come mai il Posada non è riuscito a tornare in promozione dopo un paio di tentativi, insomma, andati a vuoto? Una bella domanda. Se devo essere un po' critico verso noi stessi, abbiamo creduto poco nei giocatori locali, perché la testimonianza della promozione di allora era un gruppo di tanti giocatori locali, quindi non me ne vogliano quelli di fuori, però il connubio giusto per vincere secondo me è una buona ossatura locale e qualche innesto di fuori. Quando si eccede con i giocatori di fuori si perde qualcosa, quindi bisogna credere in più nei giocatori locali, nel settore giovanile, insomma è quello che può dare qualche soddisfazione, come ce l'ha data agli anni della gloriosa promozione. Certo. Questo Porto Rotondo, insomma, ha fatto un campionato a sé praticamente. Sì, praticamente ha lasciato il vuoto. Hanno giocatori importanti, un bravo allenatore e una rosa molto competitiva, quindi è normale che a lungo andare, insomma, i risultati vengano. I 3 migliori difensori del campionato? Domanda a bruciapelo. Mi trovi impreparato. Non puoi citare i compagni di squadra, ovviamente. Non posso citare i compagni di squadra. Io con i nomi sono un po' imbranato. Posso dirti gli attaccanti che mi hanno impressionato di più, però. Che vi hanno dato più problemi. Facile. Allora, non mi ricordo il cognome, ma l'attaccante del Bardia, l'ex Taloro, mi è Riccardo piaciuto. Sanna. Riccardo Sanna, sì. Tra i più bravi della categoria. Il mio amico e compagno Fabrizio Lai, sicuramente, che nonostante le tante primavere dà ancora filo da torcere. E poi il nostro Pietro Marras, che nonostante sia sempre a mezzo servizio è un giocatore di altre categorie. Benissimo Gigi, ti ringraziamo. Comunque, Grazie a voi, complimenti per il lavoro che fate. Grazie.